Adesso facciamo la prima visita dopo l'inverno, mediamente metà febbraio, temperatura permettendo, e andiamo a controllare le famiglie se sono a posto di api, se hanno la covata e la regina, se hanno scorte a sufficienza. Dopodiché somministriamo il candito, che è un aiuto supplementare per anticipare lo sviluppo. Normalmente, visto che produciamo quasi solo a caccia, bisogna arrivare sulla caccia con famiglie ben strutturate come popolazione, come covata, altrimenti si rischia di far niente. Accendendo l'affumicatore col cartone, perché stiamo lavorando con le api invernali, cioè api che hanno già 4-5 mesi, quindi sono abbastanza ben fornite di veleno e un pelino aggressive rispetto all'ape, diciamo, estiva, per cui se vediamo che reagiscono in una maniera non gradevole, quel fumo le tranquillizziamo. Io accendo al Cica perché il Cica mi serve come terza mano. Ok, allora le api sono abbastanza tranquille perché la temperatura è tiepida. Adesso noi li apriamo, controlliamo che ci siano ancora scorte, questa famiglia ne ha ancora, anzi ne ha in abbondanza, che ha lavorato sull'edera, quindi c'è ancora scorte sufficienti. Se manifestano un po' di nervosismo gli diamo un po' di affumicatore, andiamo verso il centro del glomere, cioè il centro della famiglia, ecco qua, verifichiamo che c'è la covata copercolata, c'è la regina tranquilla e già bella gonfia, c'è del polline nuovo abbondante e questo aiuterà la famiglia a fare un buon sviluppo. Si vede il polline nuovo, tutto questo qua, e già con le api nuove, ci sono già le api nuove, adesso vediamo il favo di là. Okay. Allora qua vediamo che è già nata la prima rosa di covata che hanno fatto a partire da metà gennaio, quando abbiamo liberato le regine. Qua c'è il secondo turno di covata e anche qua una bella corona di polline nuovo. Con le api nuove la famiglia comincia a essere in forza e quindi comincia ad allargare covata, quindi la regina sta già deponendo la parte posteriore del favo. Normalmente adesso, anche se sono piccoline così, è sufficiente, perché poi sono quelle api nuove che nascono che faranno crescere la famiglia. Tutte queste api invernali servono per portare polline e tenere calda la covata. Ok, penso che facciamo il pacco di candito, facciamo 2 tagli trasversali stretti, il candito è molle per evitare che coli, però c'è l'accesso tranquillo per le api, lo tagliamo, poi lo mettiamo a rovescio sopra le api, lo mettiamo in questa posizione qua. Naturalmente con il calore loro riescono a prenderlo lì dove è tagliato e poi piano piano il glomere si allarga sotto il sacchetto. Questo è un aino rigido che rimane sospeso, quindi riescono a mangiarlo fino all'ultima briciolina. Questo candito serve per fare una speculazione, nel senso che spingiamo la famiglia ad allevare in anticipo sulla stagione per avere delle belle famiglie ai primi di maggio, quando fiorirà la caccia, visto che praticamente ormai è l'unica fioritura che ci è rimasta, perché il resto, visto il tipo di agricoltura che c'è, non abbiamo più fioriture interessanti da un punto di vista produttivo. Quindi è bene che famiglie arrivino sulla caccia belle popolose.